Bentornati al telegiornale di Swishammer Channel. Tra poco dopo la pubblicità parleremo dell'Istituto Bernardi, perché questa settimana, a partire da domenica, quando Lotta Studentesca aveva denunciato baby gang straniere all'interno dell'istituto, oggi c'è stata la perquisizione da parte dei cinofili dei carabinieri. Parleremo dei fiumi che non destano ancora preoccupazione, mentre dalle altre parti d'Italia, come si può vedere negli altri telegiornali, sì. E infine parleremo di On The Road, che è andata a Roma, anche se non ci sono stati speciali per problemi tecnici. Siamo andati e vi portiamo le immagini che andranno in onda più o meno verso maggio. Questo e molto altro dopo la pubblicità su Swishammer Channel News. Il Bacchiglione non fa paura nel Padovano. Ecco i nuovi episodi della terza stagione di On The Road. E per finire un gruppo di randaggi da adottare. Come dicevamo nei titoli, molte le peripezie che sono successe questa settimana all'Istituto Bernardi, a partire domenica, con Lotta Studentesca che ha apposto degli striscioni fuori dall'istituto denunciando il fatto che ci siano baby gang di stranieri che occupano la scuola senza essere però perseguitate dalla legge. Mentre la legge, proprio rappresentata dai carabinieri, ha fatto visita oggi al Bernardi e un altro istituto con i cinofili, cercando eventuali tracce di stupefacenti che non sono poi state rinvenute. Ora passiamo ai fiumi, perché ancora a Padova alluvioni o disastri come si stanno vedendo nelle altre parti d'Italia fortunatamente non ce ne sono stati, non si è ripetuto ciò che è accaduto nel 2010. Nel servizio, nelle immagini appunto che stanno scorrendo, vediamo lo scorrimento del Bacchiglione l'altro giorno all'altezza del ponte di Selvazzano e vediamo appunto che nonostante l'acqua sia alta continua a rimanere dentro l'argine primario. Ora parliamo della manifestazione che c'è stata venerdì scorso, perché durante la manifestazione in centro ci sono stati degli scontri ed è stato ferito il vice questore aggiunto Marco Calì, capo della squadra mobile, che ha riportato varie ferite lievi, e gli autori, sulle basi delle foto e dei video fatti, sono in corso di identificazione. E rimaniamo in tema di polizia, perché il reparto prevenzione crimine tra poco riceverà le nuove livree delle Lancia 189 che sono state presentate l'altro giorno alla Scuola Superiore di Polizia di Stato. Le nuove livree saranno, oltre che funzionali, anche con caratteristiche diverse, quali il tricolore che, seppur in piccola parte, è presente nella macchina, oltre appunto a altre sofisticate apparecchiature già in uso in altre polizie che adesso saranno anche a disposizione della Polizia Italiana. Sono sempre di più, il fenomeno sta dilagando pericolosamente, le case che vengono occupate abusivamente da extracomunitari e poi vengono utilizzati per scopi di spaccio, oppure dove tenere la refurtiva dei vari furti. Questa settimana vari episodi sono stati segnalati non solo a Padova, anche a Milano, nelle altre città d'Italia. A Padova in particolar modo si segnalano appunto le situazioni di varie persone che si sono assentate per vari motivi, una era anche deceduta e la casa è stata ritrovata occupata. Invece ci sono casi come a Feriole, dove si è stato ritrovato proprio un deposito di valori e altre cose rubate, quindi il fenomeno continua a dilagare pericolosamente. Infatti, anche se i dati confermano che i furti sono in diminuzione, purtroppo sono in aumento quelli a scopo predatorio. Dal 15 novembre è scattato l'obbligo di avere con sé le catene da neve su autostrade e strade statali, con multe che sono anche abbastanza pesanti, però da uno studio effettuato su un campione di 200 padovani il 90% sostiene di viaggiare senza catene, nonostante conoscendo questa regola, ma preferisce appunto non pagare le
le catene, ma pagare una sanzione e rischiarla appunto. Venerdì 14 novembre, sempre in via Venezia, sono state messe all'asta altre 90 biciclette che il comune aveva sequestrato e non erano mai state richieste. Anche quest'asta è andata a buon fine perché tutte le biciclette sono state vendute e prossimamente è stato annunciato che ce ne saranno di nuove. Sempre il sabato 15 novembre per le strade del centro potreste aver incontrato il Gabibbo, perché appunto era in corso di svolgimento la registrazione dei nuovi episodi per Paperissima Sprint. Molti padovani che si sono appunto fatti foto con gli autori del programma, che verrà trasmesso su Canale 5 prossimamente. Ora parliamo di animali, perché nelle immagini che stanno scorrendo possiamo vedere alcuni gattini appena nati e purtroppo loro vivono all'esterno e quindi soffrono del freddo ed essendo appena nati sono molto fragili. Chi li volesse adottare, perché questi gattini appunto sono adottabili, è pregato di contattare la sede di Zwischer Channel. Ora andiamo a Roma perché Zwischer Channel ha filmato per 5 giorni la capitale d'Italia e i servizi integrali andranno in onda su On The Road 3 verso maggio. Il servizio del nostro inviato. Eccoci qua, benvenuti a Roma. Quella da cui state vedendo è la nostra telecamera secondaria che riprenderà dalla persona, è una headcam infatti, tutto ciò che vedrà il nostro inviato a Roma. Queste sono un paio delle immagini che ci sono già state inviate. E la terza stagione di On The Road vi aspetta a maggio su Zwischer Channel. Adesso passiamo allo sport prima di salutarci, perché sabato a Leuganeo va in onda alle 14:30 Padova Sudafrica di rugby, quindi non perdetevela, i biglietti sono in via di esaurimento, però se siete veloci potete ancora accaparrarvi gli ultimi posti. Mentre per la pagina sportiva parliamo anche dei biancoscudati che hanno vinto contro il Dropper 2-3, mentre la squadra allenata da Foscarini contro il Carpi viene battuta per 5-2 e il Cittadella rimane ultimo in classifica di Serie B. Bene, con questo io ho concluso. Zwischer Channel News torna giovedì prossimo, ma io adesso vi lascio a fate la vostra domanda, anche questa settimana con cose stupide ovviamente, se no non sarebbe il nostro programma. Quindi ci rivediamo noi la settimana prossima, mentre tra poco alle ore 20:30 sempre su Zwischer Channel fate la vostra domanda. Grazie per averci seguito.